aveva 6 anni che sogno ricoverato, Santa Marta. Ma era consumato. Mi stanno passando di reparto all'altro, ho usato una pallina di ping pong. 6 anni fa, quando arrivai al pronto soccorso, il dottore che era settato a tavolino mi tagliava. Scusi, ha prenotato? Io mi asciuppiai. Sì, ma sulle nombre note a capo posto letto non c'è. Scusi, ma io come faccio a sapere quando mi asciuppi? E che un'ora, 2 ore prima, faccio una telefonata. Scusi, siccome fra un'ora, massimo 2 ore, mi avessi a sciuppiare. Che fa? Stai telefonando per sapere se c'è posta, non che mi faccio mandare andare a un pronto soccorso. Isso mi dà le a. Che fa o spiritoso? Cioè, se ero spiritoso mi disinfettavo solo. Ma frega io un po'. Di tendore di occhio. Mi dà le a buono, Ricky. Ma lei insomma sta male per davvero, non si preoccupasse, se mettesse di lato coro accomodiamo. E mi accomodano buono, mi accomodano. Mi figlio trasere in una stanza non ce n'era, non c'è per letto. Un infermiere venisse dopo, si scattasse in posto e si c'è via. Io mi cercai che erano un po' più singoli. Avevo più la gasia in letto. E ne mismo tutte e 3 a destra del lato. A un certo punto passava un infermiere e chi stanno facendo ancora così? E siamo ricoverati. Fra 4 ore passo al primario. Chi dice che hanno una malattia a destra del lato. Chi dice che hanno un'altra malattia a destra dell'altro lato. Perché se nunca si confonde. Da sto scienze erano più singoli, ma ce n'era uno che non si lavava i peli di 6 mesi. Mi figli in anestesia inalatoria, che mi risvegliai dopo 3 giorni. Io non mi sono presentato. Sono Cesare Battista, ammalato professionista, e avevo 6 mesi che sono ricoverato a Santa Marta. Io sono il delegato regionale del sindacato, sì, perché non è giusto che solo i dottori hanno il suo sindacato, amau, cacao, meravigliato. Magari noi altri malati ne fichiamo il nostro sindacato, e io sono il delegato regionale del sindacato, Associazione Italiana Ammalati e Infermi. E stiamo lottando magari noi per le nostre rivendicazioni sindacali. Volevamo infermieri in ospedale, perché il dottore ce n'è quando ne volevamo. Ma quando cerchiamo infermieri è che pare banco di cemento sotto Natale. Appena ne arriva uno c'è chi che aveva più soldi, personale, e su caparra. E noi altri mischini andiamo a accontentare dei rattetti. Una saponata di peri 5.000 lire, una ettata di pala 10.000 lire, una ettata di pappaiato 50.000 lire, una saponata di inginagli 100.000 lire, e per giù ne vogliono contanti, a lunga non si accordono. C'è un vicino d'omeletto che per 2 anni che è ricoverato, non si è potuto ir a pigliare, manca la pensione. E aveva firma cambiale, ci hanno fatto fare i fulini. E poi mi pare giusto. No. Ogni tanto si induppa e lei è stupata. E poi mi pare giusto che uno che sa operare deve avere la tessera a uso bancomat, perché è affiliato con la banca del sangue. Avis. Che io ci ho domandato, ma che vuol dire Avis? E chi non sa
significa associazione volontaria e sangue. Perché chi la battite le mano tanto, ne stiamo mettendo tanto sangue, non va andare tale. Io ci disse, ma perché ogni volta sto sangue, infatti parte da Vittorio, per arrivare a Santa Marta ci sono 700 metri. E cominciano telefonate, pronto, ma non sto sangue, sì, partito. Ma cantando non è arrivato. Dopo un'ora, ma chi è? Io che partito, ma cantando non è arrivato. E noi del sindacato ci siamo fatti un'indagine e abbiamo scoperto una cosa sconvolgente. O Santa Marta, tutti onna e 3 di pomeriggio, d'estate e d'inverno, o ci sono rannoli, o c'è neve, o c'è sole che spacchia i petri, monta sempre uno con una quarara, una tavoletta e un pezzo in marmoro e una lampadina di sopra. A comincia a tirare, che bello, mangiati vil, 2000 lire a Feduzza. Ora io dico, ma tutto sto sangue, per fare sto Sangelo, ma uno ricordi chi? Secondo me è un poco sospetto.